In questo periodo mi chiamano Bomber, però in realtà non so il perché. Mi chiamo Lisa Dal Bianco, ho 19 anni e gioco in fascia sinistra. Io sono di Vicenza, precisamente a Thiene. Ho giocato 5 anni a Verona e poi ho iniziato all'età di 8 anni, ho fatto con i maschi fino all'età di 11 anni e poi ho fatto 5 anni a Verona. Ho 2 fratelli maschi e quando avevamo tempo andavamo sempre fuori a giocare lì vicino ai campi da calcio. Sì, mi è nata la passione e mi sono innamorata di quello sport. Ai miei genitori che mi hanno sempre aiutato e supportato nelle mie scelte senza mai impedirmi di andare avanti. Beh, mi piace un sacco come gioca Claudia Marchisio, anche se non fa il mio stesso ruolo. No, il gol in rovesciata questo penso sia il primo che faccio. Ho visto la palla che mi sembrava nel posto giusto e ho provato, o la buttavo fuori oppure facevo un po' una figura del cavolo, invece per fortuna è entrata. Quando ero un po' più piccola mi chiamavano maschiaccio, però io bene o male quando entravo in campo facevo vedere quello che sapevo fare e poi avevano paura, insomma, dopo mi temevano. Ho iniziato a fare l'università qui a Padova e quindi non riuscivo più a fare avanti e indietro e ho deciso di venire qua. Mi sono trovata molto bene in questa squadra, per fortuna sono riuscita a trovare delle compagne che sono molto simpatiche e mi trovo molto bene. È il primo anno qua a Padova, studio sociologia. Faccio l'animatrice. Sì, con i bambini di 8-9 anni circa. La compagna più casinista è Francesca Quaglia, perché ha sempre voglia di far festa. La compagna più seria, diciamo che se la contendono la Valentina Dal Pozzolo, il capitano, e la Alessia Mazzucato, perché sono sempre serie, soprattutto quando bisogna fare allenamento, sono sempre quelle che danno un po' gli ordini. La compagna più forte è Marta Michelò. Lei secondo me è completa a 360 gradi, sa sempre dove bisogna lanciare la palla e dove è la sua compagna e lotta su tutti i palloni. La compagna più simpatica è la Chiara Sain. Beh, innanzitutto mi piace il fatto che non è uno sport individuale ma uno sport di gruppo e quindi ci si dà una mano a vicenda, ci sono molte emozioni e quindi si soffre e si gioisce allo stesso tempo insieme. Sì, abbiamo trovato l'urlo però non posso rivelarlo. Un giorno mi piacerebbe indossare la maglia azzurra. Abbiamo iniziato bene, poi però abbiamo un po' calato. Adesso cambiando mister abbiamo cambiato modulo e secondo me ci troviamo anche meglio e speriamo di raggiungere i posti più alti della classifica.